3 persone ferite, di cui 2 gravi e 2 arresti. Sparatorie con inseguimento tra 2 auto la scorsa notte fra Piovene Rocchette e Sant'Orso. La violenza è nata dopo una serata al bar, forse per motivi sentimentali. Il giallo di Cornuda, in queste ore l'autopsia sul corpo del compagno della 43enne scomparsa da 2 settimane. Si cercano tracce di veleno o farmaci. Intanto le ricerche della donna continuano. Primaria del centro-sinistra a Vicenza con giallo per decidere il candidato sindaco per il 2018. Vince per 40 voti Otello Dalla Rosa, ma è necessario un riconteggio. Nuovo dibattito sul professore Trevigiano che 2 anni fa accolse in casa un gruppo di migranti, ora ha deciso di andare a vivere con la moglie in parrocchia, lasciando l'abitazione ai figli ma anche ai ragazzi che aveva accolto. Weekend a incubo tra le province di Venezia e Padova per una raffica di furti nelle abitazioni, residenti sempre più esasperati. 14enni insediate al patronato di Vigonza da un maniaco, 50 euro per venire via con me, l'approccio dell'uomo. Scatta l'indagine. Continua il nostro viaggio nella memoria degli oggetti e dei luoghi legati alla Grande Guerra. A Breda di Piave ha ritrovato una storica corazza del Fante. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali con la cronaca in primo piano a partire dalle ultime novità, dall'aggiornamento sulla scomparsa della 43enne ucraina di cui non si hanno più notizie da 2 settimane, il cosiddetto ormai giallo di Cornuda, perché in queste ore viene eseguita l'autopsia sul corpo del compagno della donna trovato senza vita nella loro abitazione di Cornuda 1 settimana fa. E si cercano tracce di farmaci o di veleno. Intanto le ricerche della donna continuano e si allargano. Arriveranno oggi le prime importanti risposte ai tanti interrogativi che riguardano la scomparsa di Sofia Melnik, la 43enne ucraina di cui non si hanno più notizie da 15 giorni, e la morte del compagno, Daniel Pascal Albanese, inizialmente archiviata come suicidio. In tarda mattinata verrà eseguita l'autopsia sul corpo del 50enne, trovato 1 settimana fa senza vita nella sua abitazione di Cornuda. 2 giorni dopo, ai piedi di Forcella Mostaccina a Maser, viene ritrovata l'auto di Sofia, la cui scomparsa era stata denunciata dallo stesso Daniel il 17 novembre. E così inizia un giallo al quale si cerca di dare una risposta. Dov'è Sofia? Si è allontanata volontariamente oppure dietro la sua scomparsa c'è un epilogo drammatico? In questi giorni una task force di una 70ina di uomini sta battendo una vasta area tra boschi, grotte e casolari alla ricerca della donna. Operazioni che da sabato si sono spostate nella zona di Onigo di Pederobba, dove la cella telefonica ha agganciato per l'ultima volta il cellulare di Sofia. Ma il mistero si infittisce ulteriormente, visto che la procura, a proposito della morte di Daniel, ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Ecco perché l'esame autoptico diventa fondamentale per chiarire alcuni aspetti della vicenda. Sul corpo del 50enne verranno eseguiti anche i test tossicologici per verificare l'eventuale presenza di farmaci o veleno. Gli stessi familiari di Daniel non sembrano credere all'ipotesi del suicidio e così ogni scenario, anche il più inquietante, rimane aperto. Ed ora la politica, perché ieri sono andate in scena le primarie del centro-sinistra a Vicenza per decidere chi sarà il candidato sindaco nel 2018 per il capoluogo berico, e qui una votazione che pur con l'affluenza da record si tinge di giallo perché c'è un vincitore ma non è ancora ufficiale. Più di 6.300 elettori ci hanno seguito e credo sia un risultato straordinario, frutto del lavoro di tutti. Voglio anche ringraziare così la mia famiglia che mi è stata vicina e che ha sacrificato un po' in questi mesi per i tanti impegni, il tanto lavoro che abbiamo fatto. E grazie a tutti, da domani si ricomincia a lavorare. Otello Dalla Rosa, candidato forse, perché l'esito finale delle primarie del PD a Vicenza per decidere chi sarà il cavallo da corsa per le amministrative 2018 non è ancora ufficiale. Il risultato infatti è sub iudice e il comitato dei garanti delle primarie è ancora alle prese con una inattesa verifica finale. Il giallo imprevisto per decidere chi debba raccogliere la pesante eredità vincente di Achille Variati alle elezioni nel capoluogo berico è arrivato dopo che nel corso della mattinata di ieri c'era stato un breve blackout informatico nella macchina elettorale. Per qualche minuto nessuno dei seggi aveva a disposizione l'anagrafe elettorale per poter verificare in diretta se coloro che si presentavano a votare avevano titolo di farlo. Dubbi su alcune decine di voti che sarebbero stati espressi da persone che non ne avrebbero avuto diritto. E poiché il distacco di Otello Dalla Rosa dallo sfidante più vicino, Giacomo Possamai, è stato esiguo, 2.740 voti contro 2.700, si è resa necessaria la verifica.
Più staccato Jacopo Bulgarini Delci con 923 preferenze, ma anche l'attuale vice sindaco di Vicenza ha appoggiato la richiesta di conteggio di Possamai. In attesa di sciogliere il nodo ufficialità comunque, il 49enne Dalla Rosa, manager della Ferretto Group, sposato con 2 figli ed esponente del PD e dell'associazione Vinova, ha festeggiato la semivittoria in una giornata in cui le primarie del partito hanno registrato un'affluenza di 6.387 votanti, più del doppio rispetto alle primarie del 2008. Nuovo dibattito, nuove polemiche anche e soprattutto sul web, sul professor Antonio Calò. Lo ricorderete, il professore trevigiano di liceo che 2 anni fa si prese letteralmente i profughi in casa, ne accolse un gruppo che resta tuttora in buona parte nella sua abitazione a Camalò di Povegliano. La sua storia ha fatto il giro dell'Italia e non solo, è diventata anche un documentario e il nuovo dibattito nasce dalle ultime scelte, l'annuncio che ha fatto di andare a vivere con la moglie assieme a un parroco di Treviso, Don Giovanni Kirchner, per avviare in una parrocchia, Santa Maria del Sile, un progetto di accoglienza rivolto a famiglie e giovani in difficoltà e quindi lasciando di fatto l'abitazione non solo ai figli che ancora sono in casa, ma anche al gruppo di migranti che aveva accolto in casa. Il web si è scatenato in queste ore parlando di tornaconto economico e attaccando anche la scelta del professor Calò, parlando di business, un Calò che in queste ore poi ha replicato dicendo: non vedere il bene è pericoloso, di fronte all'ignoranza non posso fare nulla. Ma è un dibattito ancora aperto nella Marca trevigiana e non solo, perché il tema è caldo, quello dei migranti. Adesso invece torniamo a parlare di cronaca, perché è stato un weekend davvero terribile per molti residenti di abitazioni e non solo tra le province di Padova e Venezia. Partiamo dai raid che hanno interessato Mestre, Marghera e Spinea. Toppi d'appartamento scatenati in terraferma durante il weekend. Tra i numerosi obiettivi dei predoni anche alcuni uffici del Patriarcato in via Galvani, a Marghera, dove sono stati rubati un computer e un videoproiettore. Quasi nello stesso momento, nel tardo pomeriggio di sabato, i ladri hanno colpito un appartamento al primo piano di via Ottavo Alpini, lungo la Milanese. Arrampicatisi sulla grondaia, hanno raggiunto il terrazzino e forzato la serratura di una finestra, penetrando nella stanza da letto e mettendola a soqquadro alla ricerca di preziosi. Episodi simili nelle stesse ore a Tessera, Campalto e in via Vespucci a Mestre. Alle 19:30 il ruolo delle vittime, toccato a una famiglia residente in via Saragat a Martellago, che ha subito pesanti danni dall'effrazione. Più fortunati a Spinea, nella zona di via Prati, dove un'altra banda di ladri è stata messa in fuga dall'abbaiare dei numerosi cani da guardia presenti nel vicinato. Questo nel veneziano. Vediamo cosa è successo invece nel padovano. Selvazzano, Tencarola, Arqua Petrarca, i ladri hanno colpito mettendo a soqquadro numerose case e appartamenti a ovest della provincia di Padova, nella zona di Colle Euganei, durante il fine settimana. La casa di una coppia, ad esempio, è stata presa di mira mentre erano a messa, con i ladri che si sono arrampicati per le grondaie, rubati denaro, monili in oro e gioielli. A Tencarola i residenti hanno notato un'auto sospetta nella zona del mercato, con alcuni giovani a girarsi in strada e hanno allertato i carabinieri. A Arqua Petrarca, invece, l'abitazione di un giocatore di pallavolo è stata messa a soqquadro mentre lui era impegnato in una partita. Da un primo bilancio il bottino si aggira sui 40.000 euro, altrettanti i soldi necessari per riparare i danni. Rubato anche un fucile, poi ritrovato. Ora Vicenza dunque per questa notte da Far West tra Piovene Rocchette e Sant'Orso, uno sparatorio, una fuga, un inseguimento, tutto nasce a quanto pare da una serata in un bar, ma ci racconta tutto in diretta telefonica la nostra Anna De Roberto, che ha seguito la conferenza stampa dei Carabinieri che è da poco finita. Anna. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, dicevi bene, è finita in questo momento la conferenza stampa presso il comando provinciale dei Carabinieri, siamo a Vicenza. Sul posto in realtà hanno operato le compagnie di Malo e di Schio. Quello che abbiamo nelle mani per ora sono 2 arresti, sono un papà e un figlio, però ancora non è chiaro il movente. Inizia tutto con una serata di baldoria, diciamo, ad un bar a Piovene Rocchette, serata a cui sono presenti Riccardo Crestani, l'arrestato, e il figlio Roberto Crestani, la convivente, e un altro figlio dei 2, pensate, minorenne, soltanto 13 anni. Bevono, fanno festa, poi a un certo punto loro partono in macchina con un'altra persona che era accanto a loro, un marocchino di 37 anni, e vanno via. Il padre
cacciatore che in casa aveva, pensate, 7 fucili, comunque con regolare porto d'armi, torna a casa, prende un fucile, insegue l'auto guidata dalla convivente di lui, inizia a sparare, si fermano ad un distributore di benzina, spara 2 colpi. Il bilancio è che il marocchino di 37 anni è ricoverato in ospedale, è stato colpito alla spalla ad un braccio, probabilmente l'obiettivo sensibile era il cuore, e il ragazzino maggiorenne che era in macchina con loro ad un certo punto ha iniziato a picchiare il papà. Quindi in ospedale ci sono anche il papà e il figlio, entrambi comunque sono piantonati perché sono in arresto. L'accusa è quella di tentato omicidio per uno, lesioni gravissime per l'altro, quindi ancora non sappiamo quale possa essere il movente. Si pensa che possa trattarsi di una questione legata alla gelosia, ma non si esclude nemmeno una questione legata alla droga. Quindi questo è quello che siamo in grado di dirvi ora, non c'è nessuno in pericolo di vita, ecco. 2 arresti, ma fortunatamente insomma anche il marocchino colpito con i 2 colpi di fucile non è in pericolo di vita. Grazie allora Anna De Roberto per questo dettagliato racconto di quanto accaduto nel Vicentino. Adesso torniamo nel Trevigiano con una terribile storia, la storia di un uomo accusato di violenza sessuale nei confronti della figlia, un 50enne a processo. A far emergere la vicenda una domanda innocente della figlia di 11 anni, domanda che lascia la madre esterrefatta. Mamma, perché quando massaggio il papà succede una cosa strana? Il momento di shock si trasforma in un attimo, in un incubo. La donna interroga la piccola e le risposte sono allucinanti. La bambina ha subito violenza sessuale dal padre, 50enne. La mamma non perde tempo e denuncia il caso alle forze dell'ordine. Scatta immediatamente l'inchiesta. L'uomo viene allontanato da casa con il divieto di avvicinarsi alla figlia e alla moglie. Qualche mese dopo la piccola partecipa a un incidente probatorio nel corso del quale conferma in dettaglio le accuse nei confronti del padre. Racconta di essere stata invitata dal padre a coricarsi con lui sul letto quando erano soli a casa e di essere stata costretta a spogliarsi e a masturbare il genitore diverse volte. Sull'uomo pende ora la gravissima accusa di violenza sessuale nei confronti di una minore di 14 anni. Il padre nega e accusa la figlia di essersi inventata tutto. La prima udienza è stata fissata per l'11 ottobre prossimo. Ed ora 14enni molestate al patronato di Vigonza da un maniaco. Si è avvicinato alle ragazzine e ha fatto loro proposte indecenti. Paura a Vigonza per un maniaco che sabato pomeriggio avrebbe insidiato 3 14enni che si trovavano al patronato di San Sebastiano. Le ragazzine si erano fermate in un bar per bere la cioccolata quando un presunto pedofilo ha offerto 50 euro in cambio di andare via con loro. Resesi conto della situazione, le 3 adolescenti sono andate vicino al bancone del bar del patronato dove il barista ha detto loro di non uscire e di chiamare i genitori che sono andati subito a fare denuncia ai carabinieri di Pionca che ora stanno visionando le immagini della videosorveglianza e stanno tentando di identificare il maniaco. Ancora dal Padovano con il principio di incendio stamattina all'ospedale civile di Cittadella. Un principio di incendio negli ambulatori della parte vecchia dell'ospedale civile di Cittadella ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco nelle prime ore della mattinata. Le fiamme, innescate da una lampada, sono divampate in un locale seminterrato adibito a magazzino vestiario, producendo molto fumo che si è esteso a diversi ambulatori, al momento tutti vuoti. Sono in corso i controlli di salubrità dei locali. Allora vediamo invece le immagini di un spettacolare, fortunatamente senza gravi conseguenze, incidente avvenuto la scorsa notte nella zona di Asolo quando un uomo alla guida di una vettura, come vedete in queste immagini, è uscito improvvisamente dalla carreggiata per motivi ancora in corso di accertamento e si è letteralmente ribaltato all'interno di un campo. Fortunatamente lungo la strada non c'erano altre vetture quindi coinvolte nel sinistro e lo stesso uomo, pur ferito, non è in pericolo di vita. E invece a Chioggia, una Chioggia sotto shock per la morte di un 50enne, improvvisa morte del 50enne mentre era a cena con la moglie. Era a cena con la moglie a casa di amici quando Nicola Boscolo, impiegato alla Fincantieri, è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Molti anni fa suo papà era morto nello stesso modo. Tutto è successo in pochi minuti e nonostante l'intervento immediato del 118 non c'è stato nulla da fare per Nicola. Boscolo era nato a Sottomarina dove viveva per la sua grande passione, il nuoto.
Molto del suo tempo libero infatti lo impiegava alle piscine del Clodia, dove prestava servizio come bagnino e istruttore della squadra di pallanuoto. Il coordinatore dell'attività sportiva del centro lo ricorda come un grande amico. È scontato in questi casi dire che era sempre sorridente ed una brava persona, ma Nicola era proprio così. Molti messaggi di cordoglio anche nel suo profilo Facebook. "Sei nel mio cuore", si legge, e ancora "non ci credo, ricordo quando facevamo squadra a pallanuoto". Una brevissima pausa pubblicitaria, poi ritorniamo. Rieccoci in studio, prima edizione dei nostri telegiornali per parlare di un incontro che si è tenuto a Montebelluna per parlare di femminicidio e dei 2 progetti di legge approvati dal Parlamento per aiutare donne e familiari vittime della violenza. Sono stata vittima di un caso di femminicidio. Carla Ilenia Caiazzo il 1 febbraio 2016 viene picchiata incinta di 8 mesi dall'ex fidanzato che non accetta la fine del rapporto. Dopo averla picchiata lui la cosparge di benzina e le dà fuoco. In ospedale i medici riescono a salvare sia lei che la bambina che nasce prematura, ma per Carla iniziano mesi che diventano anni di recupero chirurgico e psicologico. In Italia ogni 2 giorni una donna viene uccisa. Solo lo scorso anno sono state 120 le vittime di un marito, fidanzato o convivente. A Montebelluna, presso la biblioteca comunale, si è parlato di femminicidio per capire e contrastare chi molesta o esercita violenza, oltre ai nuovi provvedimenti del governo contro la violenza sulle donne. Il Parlamento se ne sta occupando in modo fattivo. Questi 2 DDL presentati stamattina, DDL sull'omicidio di identità e il DDL, la proposta di legge per gli orfani speciali, orfani di femminicidio, ci indica proprio questa, la strada giusta. Le vittime di questa insensata violenza non sono solo le donne. Lui l'ha freddata con 2 colpi di arma da fuoco. La vita di Stefania Mattioli viene stravolta quando sua figlia Claudia Ferrari, di 38 anni, viene uccisa. L'uomo che la uccide si toglie la vita lasciando orfane 2 bimbe. Bambine affidate alla nonna e diventate a loro volta vittime di una violenza che le ha private di entrambi i genitori. Lo Stato ora vuole stare vicino anche a queste vittime. Da quest'anno abbiamo inserito in bilancio altri 2,5 milioni, in totale fanno 4,5 milioni a favore di questi orfani 2 volte, per aiutarli a camminare lungo la strada della vita senza penare troppo, anche dal punto di vista psicologico ed economico. Ed ora torniamo a parlare di Grande Guerra, memoria della Grande Guerra, perché continua il nostro viaggio e continuano ad arrivare anche le segnalazioni alla nostra redazione di oggetti legati al primo conflitto mondiale trovati lungo il Piave oppure sulle nostre montagne. Vediamo allora una corazza del Fante. Sono i fanti temprati alla guerra. Questa è una corazza antiproiettile trovata su un camminamento, una trincea, probabilmente su un'isola vicino al Mulino Sega. Un pezzo d'acciaio che cercava di salvare la vita. È la corazza del Fante, un'altra delle invenzioni pensate in trincea durante quei 4 anni d'inferno. È uno scudo pettorale che serviva ai soldati per salvarsi, è come adesso che si adopera i giubbini antiproiettili. Era rivestito con delle bretelle, diciamo, per poterlo tenerlo. Come si teneva? Si teneva così. Ecco. Lì aveva le sue bretelle dietro. E perché aveva quello scanso? Lo scanso era per il movimento del braccio o del fucile, di poter operare. Quanto pesa? Ma non saprei, ma una decina di chili. Un recupero davvero unico che Renato Lorenzon ha voluto mantenere come quando l'ha trovato. Ma dentro nel Piave, sì. Cioè passeggiando un giorno? Passeggiando, sì. E cosa ha visto? Ho visto questo, sembrava quasi un cuore, diciamo, no? È stato raccolto dentro nell'acqua. Oggetti che il grande fiume sembra quasi far ritrovare apposta, perché non ci si dimentichi mai di chi qui ha servito la patria dall'una e dall'altra parte. Cosa le fa pensare? Ma la tribolazione della gente, di questi poveri soldati, chiunque essi siano,
a dover fare una guerra così bestiale. Avete visto in sovraimpressione nel servizio i riferimenti per segnalare appunto l'oggetto che avete voi, che avete ritrovato, che avete in casa, che racconta una storia, anche una piccola storia della Grande Guerra. Invece questi sono, come sempre, che vediamo fra poco in sovraimpressione, i riferimenti per lo dico ad Antenna, di servizi, problemi, segnalazioni, redazione @antena3.it per mandare una mail, 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 per sms e whatsapp. Siamo ai saluti, prima però vi ricordo appuntamenti con la programmazione, fra pochissimo c'è ore 13, questa sera 20:10 si parlerà di banche, sapete c'è stata l'approvazione del fondo per ristorare i risparmiatori, ma ci sono state parecchie polemiche anche sulla esiguità, sul peso di questo fondo, quindi è importante anche capire cosa accadrà, ne parleremo a 20:10 e poi a seguire alle 21:15 come ogni lunedì il talk show del lunedì, Ring, la politica alle corde, e in primo piano ci sarà, ma non solo, ci sarà ovviamente la questione autonomia. C'è stato il primo vertice a Roma tra il governatore Luca Zaia e il governo per l'inizio della trattativa, quindi si parlerà insomma della trattativa e di come parte questa corsa verso l'autonomia. In studio con Ferdinando Avarino, tra gli altri Enrico Zanetti di Scelta Civica, Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Alberto Villanova della Lega Nord, e un collegamento da Roma con il sottosegretario agli affari regionali Gian Claudio Bressa, che è proprio la persona che si trovava di fronte a Luca Zaia il scorso venerdì, quando c'è stato il vertice, l'inizio della trattativa. Quindi da lui sentiremo anche quali sono le ultime novità, quindi da non perdere questa sera. Ring, la politica alle corde. Davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Inizio di settimana con un tempo un po' nuvoloso sulle nostre regioni, ma non sono attese piogge. Nel dettaglio, sul Veneto una maggiore presenza di nubi interesserà il cielo del veneziano orientale e del trevigiano, ma non sono attese piogge. Altrove cielo poco nuvoloso. Temperature massime tra 4 e 5 gradi, valori notturni sotto zero su tutto il territorio. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Bella giornata di sole su tutto il territorio, anche se il cielo si presenterà con più nubi e sarà anche localmente coperto a ridosso dei monti. Vediamo le temperature, le massime sono previste tra 4 e 6 gradi, i valori notturni ampiamente sotto zero dappertutto. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Quest'oggi il cielo si presenterà con una maggiore presenza di nubi e possibili locali nevicate fino in valle che interesseranno i confini esteri. Temperature massime intorno ai 5-6 gradi, minime fra -5 e -3 gradi. Il mare sarà quasi calmo sulle coste e poco mosso al largo, i venti moderati da ovest, localmente deboli da nord sul Golfo di Trieste. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci.